Donatore di Verona, dai. Eccoci insieme, ben arrivati cari telespettatori, siamo in diretta come sempre, quindi potete anche partecipare, ma resterete a bocca aperta perché, come vi avevo anticipato, parleremo di luoghi straordinari che sono tutti da riscoprire, spero per voi che li abbiate già scoperti, comunque da vedere, da assaporare, da gustare, da odorare, perché stiamo parlando delle zone straordinarie del lago di Garda. Effettivamente molti italiani, ma anche veneti, poi dall'Emilia Romagna, voi che ci seguite, del Friuli Venezia Giulia, non prediligono, non è che scelgono subito questa destinazione, lo fanno i lombardi senza alcun dubbio, oppure gli stranieri. Eppure il lago di Garda veramente cela delle bellezze straordinarie. La stagione tra l'altro concilia moltissimo, che finalmente si è aperta, e noi con i nostri ospiti vi faremo immergere in questa straordinaria realtà. Poi usciremo virtualmente dallo studio, vi porteremo insieme a noi a fare un viaggio all'interno di Gardaland, quindi un suggerimento per tutti coloro che vogliono divertirsi, giocare con i più piccini e con se stessi, e poi a riscoprire la natura al parco Natura Viva. E quindi non perdete anche questi due momenti di evasione totale con delle immagini veramente molto molto belle. Allora ecco i nostri ospiti in studio, ben arrivato Vittorio D'Apretto, rappresentante del consorzio Lago di Garda, grazie di essere qui con noi. E poi per quel che riguarda il settore enogastronomia in senso lato abbiamo Matteo Fongaro, rappresentante del Consorzio di Promozione Turistica Verona e tutto intorno, e Leo Ramponi. Buongiorno. Grazie anche a voi. Allora, so che l'ora concilia molto con l'appetito, l'enogastronomia e tutto quanto, però vi lascio un attimo in sospeso, e così anche voi cari telespettatori. Cosa si può scoprire al Lago di Garda? Il Lago di Garda, tanto è il più grande lago d'Italia, anche se il maggiore lo chiamano maggiore, e direi che il Lago di Garda è un insieme di realtà varie da nord a sud. Io lo definisco quasi due laghi, un lago marino e un lago alpino. Tanto stiamo vedendo le immagini che ci fanno capire di che cosa stiamo parlando. Dica, dica. Ecco, il Lago di Garda, diciamo, essendo una frattura in mezzo alle montagne, è sovrastato verso nord dal Monte Baldo, con vette a 2200 metri, quindi non sono montagnole. E questo investe tutte le possibilità di trekking, passeggiate, non ultima la funivia Malcisine-Montebaldo che va da 90 metri a 1765. Quindi anche per coloro che non possono permettersi di fare belle passeggiate, comunque la zona del Baldo dei Lessini è straordinaria, la funivia consente anche in questa stagione. Quindi esatto, la funivia è aperta tutto l'anno, c'è anche una piccola stagione invernale, e soprattutto però il Monte Baldo ha delle realtà anche, diciamo, da un punto di vista della flora endemica. Pensate che si trovano le orchidee rimaste fuori dalla glaciazione, periodo glaciazione, diciamo, oppure la felce, che è un'altra pianta endemica che si trova solo sul Monte Baldo. Quindi questa è la montagna da un punto di vista escursionistico. Chi va sul Monte Baldo poi può scendere fino al lago, e chi invece si porta sul lago, chiaramente non abbiamo le spiagge sabbiose della Riviera Adriatica, però abbiamo un'acqua che è limpida, pulita, testata, come è stato rilevato recentemente. Tutte le nostre spiagge sono... Eccole qui le spiagge del Lago di Garda. Tra l'altro abbiamo visto c'è il vento, per cui abbiamo anche la possibilità di praticare la vela vela con tutti gli sport annessi e connessi alla vela, no? Quindi, per quello io dico protetti. Che abbiamo tra l'altro due realtà un po' diverse, perché a nord abbiamo gli sport principali, sono la vela, surf, kite, adesso kite che va per la maggiore, e un'altra grossa realtà, per pochi forse di nicchia, diciamo, è il parapendio. Non esiste nessun altro posto dove si possa partire con 1700 metri di differenza di salto, diciamo così. Non è una zona per i principianti, chiaramente. Ma tornando al problema veli, all'acqua, diciamo così, l'acqua, noi abbiamo campioni velici tra Malcisine, Brenzone e Torri che hanno fatto le Olimpiadi, eccetera, che si sono fermati. Il kite che sta rompendo veramente anche uno sport, diciamo, di forza, uno sport non è per tutti, di energia, di energia. E poi quello che è interessante, questi piccoli paesi che sono prospicienti alle sponda sono retaggio di realtà storiche e visitatori
a livello che hanno fatto la storia della cultura mitteleuropea. Partiamo da Goethe, 1786, andiamo poi a visitare quello che noi vediamo adesso, la Gardesana e la nuova Gardesana costruita nel 1933, ma la vecchia Gardesana segue tutta una serie sui 100 metri di altezza di piccoli paesi che hanno mantenuto perfette le caratteristiche di 200-300 anni fa. Quindi c'è una parte culturale, c'è una parte sportiva, va bene. Abbiamo della gastronomia. Infatti adesso andremo anche a scoprire la gastronomia, e poi ci sono queste cittadine sul lago di Garda che sono bellissime, sì, sono dei gioielli, effettivamente. Devo dire anche ben tenute, chiaramente pronti per lo shopping. Quindi accontentare anche le signore che sono più esigenti dubbio, o che hanno bisogno non di... ci sono dubbi, diciamo, non c'è dubbio da noi. Come si può dire, io ho sempre terrore quando la mia signora mi dice andiamo a fare un po', andiamo in centro storico, e so già cosa vuol dire, quindi è una cosa pericolosa, ecco. Però il lago di Garda oggi non è ancora forse conosciuto bene dagli italiani, perché l'italiano preferisce un'escursione più rilassata. Invece secondo me, io trovo il lago più una zona, diciamo così, sportivo-culturale. E poi, come accennava lei prima, i parchi tematici, cioè chi rimane sul lago deve pensare anche di muoversi, non può stare tutto il giorno in spiaggia, deve muoversi, andare a visitare Verona, il Giro delle Dolomiti, le escursioni sulla navigazione sul lago, cioè quindi con la classica frase vedi il lago dal lago, diciamo così. E anche quello è molto emozionante. Molto emozionante, con questa montagna che sovrasta. E diciamo andando poi anche per i ragazzi, anche più e meno giovani, Gardaland. Infatti, adesso la interrompo subito perché l'ha lanciato lei. Gardaland. Andiamo tutti insieme a Gardaland. Cari telespettatori, ci troviamo adiacenti, vicinissimi, a pochi chilometri dal lago di Garda. E qui siamo perché vogliamo divertirci, anzi vogliamo farvi divertire, offrirvi un'ottima opportunità per sorridere, per stare insieme ai più piccini, ai più giovani, oppure voi stessi ritrovare quel lato giovane che in qualche modo rasserena e fa godere la vita. E quindi immancabile il parco tematico. Ci sono due parchi tematici molto importanti al lago di Garda. Qui a Castelnuovo del Garda, lo conoscete tutti, è conosciuto in tutto il mondo, Gardaland. Noi ci troviamo nel cuore di Gardaland e siamo qui presenti perché vogliamo raccontarvi le tante novità. Chi è già stato in questo parco, ci deve tornare assolutamente, perché troverà cose inaspettate, è un continuo, una rivoluzione, un'evoluzione costante per poter assecondare tutte le esigenze. Siamo veloci, velocissimi, e quindi anche qui al parco si cerca di essere altrettanto veloci e di proporre il meglio del divertimento, per piccini ma anche per i più grandi. E noi, per raccontarvi che cosa c'è di nuovo e cosa c'è di vecchio, ma nulla è vecchio, siamo accompagnati dall'amministratore delegato Aldo Maria Vigevani. Allora, grazie di ospitarci in questa circostanza. Dove ci troviamo? Siamo, direi, proprio nel centro del parco. Quello che vedete dietro alle nostre spalle è l'albero di Prezzemolo, perché questa è la casa dove abita Prezzemolo. Prezzemolo è nato praticamente con il parco, per cui quasi 38 anni fa, e la storia che è stata creata è che lui vive proprio nel centro del parco, dentro un albero meraviglioso in cui lui ha costruito la sua casa. E quindi noi, ossequiosi a questa storia, abbiamo poi a un certo punto, circa una decina di anni fa, costruito veramente questo albero, questa meravigliosa opera alta 25 metri, al cui interno ci sono due attrazioni, una più dedicata ai bambini, più piccolini, per cui più abituati, diciamo, a un rapporto con il personaggio, di quello un po' più giocoso, ma però c'è anche un'attrazione per adulti che è sottoterra, un po' più misteriosa. Dicevo, Prezzemolo conosciutissimo da tutti i bambini, da tutti gli adulti, in Italia, ma non solo in Italia, anche all'estero. E questo perché Gardara nel corso degli ultimi anni, devo dire gli ultimi almeno 12 anni, è diventato un vero e proprio resort. Cioè, cosa vuol dire un resort? Una location, un luogo dove la gente non viene a passare soltanto una giornata, ma viene a passare anche una parte delle proprie vacanze. La novità di quest'anno per quanto riguarda il parco è un meraviglioso spettacolo che si chiama Madagascar.
Ma non finisce qui, questa è soltanto un'angolazione. Cambiamo location, seguiteci e vediamo cos'altro c'è da scoprire qui a Gardaland. Io sono troppo curiosa, per cui ho voluto veramente vedere di che cosa si tratta quando parlavamo del circo, e so tra l'altro che ci sono attori, ballerini bravissimi, interpreti, acrobati e poi naturalmente pupazzi che fanno di tutto con degli interpreti straordinari. Insomma, che cosa c'è dietro questo tendone? Ma dietro questo tendone, come dicevo, c'è questa questo spettacolo che abbiamo sviluppato insieme alla DreamWorks, che ripropone alcuni degli elementi del film Madagascar 3. Abbiamo messo insieme un cast di bravissimi ballerini e attori, soprattutto italiani. Allora, mentre lei stava parlando, io sentivo in sottofondo, non so se l'hanno sentito anche i nostri telespettatori, delle urla diaboliche. Perché? Perché qua alle nostre spalle, alla nostra sinistra, c'è invece un'attrazione che è dedicata a un target totalmente diverso, è dedicato ai giovani, e si chiama Raptor. È un grandissimo autovolante, uno dei 3 grandi autovolanti che abbiamo a Gardaland. L'abbiamo inaugurato nel 2011, è il primo tipo di autovolante, un wing coaster, nel senso che si sta appoggiati sulle ali del treno stesso. È un'esperienza veramente favolosa, è una delle attrazioni più gettonate dal nostro pubblico e dai teenager in particolare. E quindi continuiamo il nostro viaggio, cambiamo ancora location e usciamo sempre più dalla nostra realtà. Signore e signori, dal bellissimo palco del Gardaland Theatre Magical Adventure non c'è manca il pubblico. Scusatemi, veramente mi sono fatta prendere dal momento. Effettivamente questa atmosfera, questo splendido teatro enorme, ti porta una suggestione e ti sembra di essere protagonista di uno spettacolo di magia. In effetti sì, è uno spettacolo graditissimo da parte di tutto il pubblico, italiani, stranieri, giovani, vecchi, mezza età, teenager, chiunque, ma questo non è l'unico utilizzo di questa grande, bellissima struttura. Viene usato il Gardaland Theatre anche per eventi e convention. Insomma, avete visto tantissimi spettacoli, ovviamente ad orario continuato. Il primo ci sarà tra un paio d'orette, adesso è mattina alle 14:20 e poi di nuovo un altro spettacolo alle 16. Quindi c'è anche di che divertirsi, tra l'altro si sta anche ben freschi, ma continua il nostro viaggio. E mi trovo in Egitto, nella Valle dei Re, una temperatura importante e... No, mi sono confusa, sono sempre a Gardaland. La Valle dei Re senza dubbio è alle nostre spalle. Sì. Allora, ci troviamo nuovamente in uno dei punti centrali di Gardaland. Il luogo è la Valle dei Re e alle nostre spalle c'è un'attrazione che si chiama Ramses. È un'attrazione, tecnicamente si dice dark ride, nel senso che l'esperienza non avviene fuori, come negli autovolanti, ma all'interno di una struttura. Ma non è soltanto dedicata a Ramses questa piazza, questo è anche il luogo dove tutte le sere dell'estate avviene uno spettacolo bellissimo, si chiama Il Sogno di Gardaland, è uno spettacolo bellissimo con musica, colori e acqua, e viene proiettato su questo grandissimo background, su questo grandissimo palcoscenico che è l'attrazione di Ramses stessa. Un'altra attrazione però alle sue spalle io la vedo, e vedo anche le persone a testa in giù che la stanno facendo. Di che cosa si tratta? Ma dietro le nostre spalle abbiamo invece l'altra parte del mondo di Gardaland, quella più estrema, dedicata ai giovani e anche ai meno giovani che però vogliono provare qualcosa di adrenalinico. Sono due autovolanti, uno è il famoso Magic Mountain, grande autovolante storico molto bello, e l'altro invece è un'attrazione molto carina, si chiama Squirrel, non è lunghissima però si sta ben 3 volte a testa in giù, per cui insomma una bella esperienza anche quella. E continuiamo a percorrere questo straordinario parco, perché voglio ricordarvi, e lo vedrete, che non c'è solo divertimento, intrattenimento, spettacoli, luci, colori, suoni, emozioni, profumi, ma tanto e tanto verde, luoghi dove rilassarsi, poter degustare delle prelibatezze, tra l'altro, bere delle bevande che sono molto attraenti e tanti fiori. Forse è la stagione migliore. Continuiamo il nostro percorso.
chi l'ha detto che Atlantide non è mai esistita? A me sembra che in realtà sia anche molto popolata, che sia acquatica, che sia emersa questa Atlantide. Sì, sì, in effetti Atlantide è emersa proprio qua a Gardaland, nel centro del lago di Garda. Ecco, Atlantide è una delle attrazioni acquatiche, quindi particolarmente rinfrescanti, adatti in questo momento estivo, adatte a tutti, adatte anche ai turisti che vengono in questo meraviglioso luogo d'Italia per il lago dove potersi rinfrescare, ma appunto non ci si rinfresca solo sul lago, ma anche qua ad Atlantide, dove, come avete visto, si fa uno splash meraviglioso e ci si bagna e ci si rinfresca. Ma acqua ce n'è ancora, perché ci sono anche i pesci nell'acqua e anche il tutto qui nella terraferma. Esatto, esattamente la stessa cosa. Proprio di fianco al parco di Gardaland sorge l'acquario Sea Life, un acquario particolarmente tematizzato, pieno di animali e pesci. Sono 5.000 le specie, anzi scusate, gli esseri viventi presenti all'interno dell'acquario, sia pesci d'acqua dolce che soprattutto pesci di mare. È un percorso molto interessante che parte dalle acque qua del lago, ci conduce attraverso il Po al mare Adriatico, verso il Mar Rosso e poi verso l'Oceano Pacifico, andando a conoscere tutte le tipologie di pesci appunto che popolano queste acque. Che dire di più, insomma, divertimento e non soltanto, perché ce n'è di tutti, per tutti i gusti. Noi continuiamo il nostro viaggio che ormai è giunto naturalmente al termine, vedremo altre immagini coinvolgenti, ma non finisce qui, perché il lago di Garda, come avete capito, ci può offrire tantissimo e ancora di più. Resterete stupiti e allora continuiamo il nostro viaggio. E continuiamo il nostro viaggio, ritorniamo qui, lasciamo quindi intanto Gardaland e passiamo a voi. Che cos'altro ci offre a questo punto il lago di Garda? Allora, diciamo che noi come Consorzio di Verona tutto intorno ci occupiamo principalmente del centro di Verona e dell'est veronese. La cosa fantastica nostra qual è? È che diamo l'opportunità alle persone di trovare un altro tipo di turismo, soprattutto l'est veronese che seguo io direttamente è più sull'enogastronomia, quindi ci sono aziende agricole, ci sono situazioni in cui il bello è la natura e i vigneti sono le zone, i musei dei fossili che rappresentano un riferimento molto importante per noi, il museo di Roncà, che è un piccolo paesino che però anche ha il suo museo, e ovviamente il museo di Bolca che è conosciuto dappertutto, è un riferimento. Va ricordato, perché ricordo quando ero piccolina il museo di Bolca, invece è vero, bisogna ricordare anche questo, che è un'altra occasione per portare anche i più giovani a scoprire una realtà. Difatti, come dicevamo prima, il problema tante volte è nella comunicazione, nel senso che tante volte si va a cercare di fare e gestire delle giornate distanti e magari già nella zona tipica, già dalle nostre zone ci sarebbe da perdersi via nel conoscere aziende agricole, nel conoscere caseifici, nel conoscere realtà che secondo me sono strepitose e si può proprio dire a costo zero, perché ora dalla fine sono tutte quante in loco, quindi non comportano. Prima della pubblicità abbiamo 2 bottiglie di vino straordinario, me ne vuole parlare lei? Che fanno comprendere anche i vigneti che ci sono nella zona. Sarebbe più opportuno che ne parlasse Fungaro, che sì, fatalità, mi sono permesso di portare 2 bottiglie di quelle che faccio io. Io sono Fungaro come azienda, ma ci sono altri miei colleghi nella zona che fanno ottimi vini, strepitosi vini per valorizzare il territorio. Visto che anche noi a Verona abbiamo la fortuna di valorizzare il nostro territorio facendo una bollicina a metodo classico, con un vitigno autoctono che è Durella l'uva, Durella il vino, ritenevo opportuno che in un contesto così importante si facesse presente che c'è l'enogastronomia, c'è il turismo, c'è il lago di Garda, ma soprattutto cerchiamo di valorizzare anche i nostri territori con i nostri prodotti tipici e autoctoni. Perfetto, andremo anche sull'enogastronomia in senso spinto, ovvero ricette, prodotti tipici, no? E quindi che cosa si può degustare, ne parleremo ancora. Pubblicità, torniamo insieme tra poco. Allora, rieccoci insieme, parliamo di prodotti DOP, di prodotti straordinari del territorio del Lago di Garda. Noi siamo fortunatissimi ad avere un territorio così variegato, anche perché noi partiamo proprio dal lago per arrivare ai monti e alla pianura e di conseguenza abbiamo tutto quello che noi vogliamo, perché dal Lago di Garda, dai grandi prodotti, dal Lucio, dal Lavarello, sono 2 prodotti straordinari del Lago di Garda alle Sarde. In Saora adesso ci sarà anche il Pal del Vono,
in questo periodo dove ci sono le sarde, ci sarà una grande sardellata in mezzo in Sauro del Lago? Del lago, perché noi pensiamo sempre alle sarde Infatti, del mare. No, le sarde del lago. Le sarde del lago sono straordinarie, si possono degustare? ma dappertutto, lei le può trovare dappertutto sul lago di Garda, le sarde. Le sarde impanate, fritte normalmente come vengono fatte, sono ottime anche normalmente marinate. Meglio sempre fritte, perlomeno come vengono considerate alla gardesana, come dicono. Il luccio invece è un grandissimo prodotto, il luccio del lago di Garda, è importantissimo perché anche quello faceva parte della vecchia cultura gardesana, ma veramente la vecchia cultura. Addirittura il luccio alla benacense, che è un semplice luccio in carpione classicissimo, con la polenta, è una cosa straordinaria dove viene proposto normalmente in quasi tutte le nostre degustazioni, quasi tutte viene proposto. Ma dopo parliamo del baldo, parliamo delle nostre malghe con il Monte Veronese, con il Monte Veronese stagionato, e non ci dobbiamo dimenticare dei nostri formaggi perché non abbiamo solo questo, ma dopo che è è un DOP, il nostro sì è un DOP, ma se vogliamo spaziare adesso dal lago di Garda al centro di Verona, alla Lessinia, che sono la parte dei monti sopra praticamente del prealpino, cioè noi abbiamo dall'Agnello a quello che può essere il capretto nostro, abbiamo tutto quello che riguarda il coniglio, cioè abbiamo veramente tutto, senza considerare la bassa veronese, che c'è tutto quello che riguarda, no? Dopo il vialone nano ne fa veramente un grande anfitrione della nostra cucina, ma tutto il pesce di fosso. Noi ci siamo dimenticati i vecchi mangiari che abbiamo. Ma no, ma perché noi ci dobbiamo ricordare ancora, sì, ci dobbiamo ricordare dei vecchi mangiari, e sono quelli che sono ricercati al giorno d'oggi, perché nessuno più li fa. Tipo questo è importante. Quali sono Ma l'anguilla, noi abbiamo l'anguilla. Abbiamo il pessin. Cos'è? Il pessin è un pesciolino piccolino di risaia. E questo si degusta come? Questo si può fare sia fritto, morte sua è sempre fritto comunque, ma si può fare nel risotto, il risotto col pessin. Ecco. Dopo abbiamo il grande risotto all'isolana. Il risotto all'isolana è un altro prodotto straordinario, senza considerare il centro di Verona, dove il nostro piatto storico è uno dei piatti storici per antonomasia, che è la pastisada, che è la carne di cavallo cotta nell'amarone. Infatti la carne di cavallo è eccezionale nella zona, perché ovviamente per chi la degusta... Qui addirittura il nostro maestro Giorgio Gioco diceva proprio storicamente che viene fuori proprio da Odoacre e Re Todorico, perciò diciamo che siamo avanti nel tempo, senza considerare quello che è riuscito a fare il Can della Scala con le spezie, perché ancora prima di Marco Polo che andasse in Cina noi avevamo le spezie, considerando dopo la nostra pearà. La pearà è conosciuta un po' dappertutto. La pearà è una salsa tipica che va sul bollito normalmente, ed è una salsa poverissima di pane grattugiato. Ma è molto saporita, molto buona. Pepe. Ecco perché gli dicevo che noi avevamo ancora pepe e brodo. Mi sta facendo venire fame. Sì, ma infatti sta venendo voglia di E questo addirittura ne parlava Bertoldo alla corte di Alboino. Quindi c'è proprio una storia. Proprio per fare, dopo che Rosmunda aveva bevuto nel teschio, per tirare via quel sapore dalla bocca gli ha fatto questa specie di salsa. C'è anche il detto nodo d'amore, no? Beh, quello è un altro prodotto straordinario, perché lei adesso mi porta, ma noi in qualsiasi paese nostro, dal pisello di Colognola ai Colli, al riso vialone, come abbiamo detto, il nodo d'amore. Che sarebbe il tortellino, insomma. È un tipo di tortellino. Un tortellino molto fine. All'interno che cos'ha? Ha una pasta finissima, ha una pasta mista di manzo e maiale. Manzo e maiale, ecco. Infatti, dopo lì sono tutti i segreti della zona, perché noi dobbiamo dire che dopo sono tutti i segreti dei vari ristoratori, perché c'è chi ce lo mette il maiale, c'è chi invece ci mette il manzo, il vitello e basta. Comunque è carne, insomma. Sì, è carne comunque. Ecco, stiamo vedendo la preparazione fatta a mano, tra l'altro da viene fatta esclusivamente a mano con una sfoglia leggerissima e delicatissima. E come si degusta? Col sugo o con il brodo?
Allora, questi sono ottimi in brodo, ma normalmente si degustano al burro e salvia. Ah, burro e salvia, perfetto. Normalmente proprio la morte su del tortellino di Valeggio, viene chiamato tortellino di Valeggio, nodo d'amore, effettivamente dove fanno una festa, prima si parlava di feste straordinarie, sul ponte Visconteo, con 1500-2000 persone anche quest'anno, cioè pazzesco. È stato appena fatto. Perciò noi effettivamente abbiamo una cultura del nostro cibo che è grandissima. E volendo, io dico noi come Verona, Verona provincia naturalmente, ma se guardiamo anche il Veneto siamo non ricchissimi, di più. Dovremmo essere veramente orgogliosi di quello che noi proponiamo, perché il nostro turista che viene, in qualsiasi parte che viene, trova qualcosa di nuovo. Se lei parte con un dolce strano, ad esempio, dolce strano sto dicendo Verona con il Pandoro, ma andiamo a Vicenza con la Putana, ma andiamo a Venezia con la Nicolotta. Dopo lasciamo stare gli Zaletti, tutto quello che c'è, ma abbiamo delle cose che sono straordinarie, il nostro agnello di Alpago, ci sono dei prodotti il mais bianco perla, abbiamo ancora ripreso la coltivazione del mais e addirittura viene schiacciato praticamente a pietra, perciò sì. È una cosa eccezionale, si può preparare anche la polenta, no? Col mais bianco perla. Si fa la polenta. Insomma, vi abbiamo fatto venire la collina in bocca. Prima di ripassare anche le altre bellezze, perché poi volevo ricordare c'è il parco di Sigurtà, no? Che è un altro parco straordinario da vedere, ne parliamo insieme. Andiamo in un altro parco, questa volta come vi avevo promesso, molta natura, molto habitat lontano da noi, quindi facciamo sognare i più giovani ma anche gli appassionati degli ambienti più lontani che magari non possono permettersi un vero e proprio safari, e quindi andiamo al parco Natura Viva, sempre vicino al lago di Garda. Seguite. Siamo tra i comuni di Bussolengo e Pastrengo, immancabile la visita e la scoperta di un parco faunistico unico nel suo genere, e noi vi faremo fare questo viaggio all'interno del parco, tanto quello faunistico quanto vi faremo percorrere l'altro, il safari, il parco safari, scoprendo delle specie che anche sono in via di estinzione. E con me, per riuscire a supportarci in questa straordinaria avventura, c'è il dottor Cesare Avesani Zaborra, che è biologo e direttore scientifico. Che cosa andiamo a scoprire? Ma qui è essenzialmente la fauna del paese africano più noto, cioè il centro Africa, quindi la fauna della savana africana con antilopi, pachidermi, leoni e iene, oltre ai ghepardi che sono proprio tipici di questo tipo di ambiente. Nel parco Natura Viva, nel suo complesso, quanti animali possiamo trovare? Sono più di 1200 animali con 256 specie, quindi un'arca di Noè molto complessa, molto interessante e ricca anche di specie davvero sull'orlo del rischio di estinzione, per cui il lavoro che facciamo qui dentro insomma, ha un senso anche per le future generazioni. Educativo, quindi di recupero delle specie, veterinario? Certamente esiste un aspetto veterinario, esiste un aspetto proprio di conservazione delle specie, esiste anche un impegno che il parco ha nei paesi di origine di questi animali, dove purtroppo molte di queste specie trovano grandi difficoltà a sopravvivere, e c'è un'interessante osservazione che faremo all'interno di specie che vivono anche in ambienti estremi diversi da quelli che abbiamo qui sul lago di Garda, ma che qui si riproducono benissimo. E allora andiamo a vedere come vivono queste specie, come sono ambientate, e incominciamo quindi insieme questa nostra avventura. Seguiteci. Allora, siamo proprio nel cuore del parco. A questo punto c'è una bellissima giraffa che si sta nutrendo dei rami sul tetto dell'automobile. Ci racconti un attimo dove ci troviamo, che percorso stiamo facendo e un po' le specie che stiamo vedendo? Questa è proprio la savana, diciamo, del parco, quindi questa area piana. Vediamo sullo sfondo queste antilopi orici delle corna a sciabola estinte in natura, che qui si riproducono benissimo anche se il clima non è proprio desertico come quello da cui provengono. La giraffa che abbiamo dietro viene gestita a livello europeo, così come questa specie, da un consorzio europeo di cui il parco fa parte.
è un consorzio che gestisce proprio le specie minacciate e ha come obiettivo quello di mantenere la popolazione a livello europeo più florida possibile, geneticamente, diciamo così, variegata, per cui i piccoli che nascono qui saranno poi destinati ad altre strutture. Questo parco non acquista né vende gli animali vengono affidati da questo consorzio che appunto gestisce le specie minacciate. Andiamo a vedere anche altre specie. Siamo nell'area dedicata ai carnivori africani, i più famosi sono le iene maculate come queste, ma tra poco vedremo i leoni e i ghepardi, ed è tutta un'area appunto dedicata a questi grandi carnivori che popolano l'Africa e che sono animali molto importanti per mantenere in equilibrio il sistema degli erbivori. Quante iene ci sono, che età hanno, di che cosa si nutrono? Le iene sono carnivore naturalmente e siamo stati molto contenti di aver visto che qui si riproducono bene, hanno un sistema sociale molto complesso in cui sono le femmine a dominare, e quindi per noi che sono solo da 2 anni che gestiamo questa specie è stato molto interessante osservare come si sono ben ambientate a questo parco e come qui effettivamente riusciamo ad allevarle molto bene. Allora, adesso ci siamo ancora spostati e siamo arrivati in un'altra zona. Dove siamo? Siamo sempre nei sentieri d'Africa, quindi sempre nell'area dedicata alla fauna africana. Questa è forse il gruppo più importante per certi versi di animali che abbiamo qui, perché sono gli scimpanzé, l'animale più simile all'uomo, che condivide con noi il 98,9% di DNA, è una colonia riproduttiva. Sono animali molto preziosi, anche perché in parte sono di proprietà dello Stato italiano che li ha confiscati a suo tempo, e noi li gestiamo e li custodiamo a secondo delle regole che sono condivise in comunità europea, per cui sempre cercando di tenere al massimo la qualità genetica della popolazione. Ecco, un'altra cosa molto importante che lei mi raccontava, che questi sono originari insomma dell'Africa, però sono tutte delle specie che voi avete recuperato da sequestri di zoo, da situazioni un po' difficili, come anche gli altri carnivori che abbiamo visto, insomma hanno tutti una storia particolare. Oggi poi in particolare è arrivato una tigre, non l'abbiamo ancora vista, speriamo di riuscire magari a intravederla, ma immaginiamo possa essere difficile, che è qui in virtù di uno scambio di ricerca, di studio. Sì, ecco, come dicevamo, questi animali non sono oggetto di acquisto o di vendita, vengono coordinati da un unico coordinatore per ogni singola specie, che decide in quali istituti vanno quali esemplari, quindi questo consente di avere una gestione delle popolazioni a livello europeo. Grazie, adesso continuiamo comunque il nostro percorso all'interno di questo safari, che è una scoperta veramente. Siamo arrivati alle tartarughe giganti a questo punto. Ci racconti che cosa stiamo vedendo di questo straordinario esemplare, che età? Questo è un maschio originario delle Seychelles, e dalla stima che si riesce a fare, che assomiglia un po' al calcolo dell'età degli alberi attraverso le curve di crescimento del carapace, si stima che abbia superato i 100 anni. E quindi li porta, direi, ancora bene, e speriamo quindi di riuscire a riprodurli. Queste in letteratura sono descritti esemplari che hanno superato i 200, e quindi diciamo che è a metà della sua vita.
Allora, siamo scesi dal nostro veicolo elettrico, ci siamo un po' inoltrati, stiamo vedendo una specie rara di lemuri. Sì, siamo nelle zone delle isole che riproducono un po' l'idea del Madagascar con le sue varie isole. Questi sono lemuri che vivono in un'area molto piccolina del Madagascar, una specie a gravissimo rischio di estinzione che abbiamo riprodotto molto bene, il lemure del bambù. Sono bellissimi questi lemuri, questi sono lemuri del Madagascar. Certo, della zona meridionale di Madagascar, delle aree più desertiche, diciamo così. E anche questi a livello europeo sono da noi coordinati, quindi qui proprio Caterina Spiezio è la coordinatrice di questa specie. Vuol dire che in Europa le decisioni su come distribuirle nei vari istituti zoologici viene presa seguendo dei criteri genetici e si cerca di mantenere la popolazione sempre florida, evitando al massimo i reincroci che altrimenti potrebbero essere molto nocivi, il motivo per cui anche noi uomini non ci sposiamo tra parenti è un motivo strettamente biologico e non solo etico. Siamo arrivati alla Serra delle Farfalle, un luogo spettacolare, una temperatura di tutto rispetto. Qui che esemplari vediamo? Farfalle ma anche uccelli. Sì, ci sono uccelli tropicali, ci sono rettili, anche caimani e abbiamo anche un piccolo gruppo di interessantissimi pipistrelli fruttivori, cioè vuol dire che mangiano solo frutta, che popolano le zone tropicali e che fanno parte diciamo così, dello scenario tropicale. E abbiamo naturalmente lasciato anche i lupi. I lupi, il branco di lupi meraviglioso che rappresenta molto la nostra Italia. I lupi stanno tornando a popolare l'Italia, in particolare stanno tornando anche in Veneto. Ecco, in questo parco gestiamo un branco di 9 esemplari, un clan familiare, quindi per il visitore è possibile vedere la dinamica sociale di questi splendidi animali che magari si possono anche gustare in inverno. Cos'altro c'è da vedere? Proprio rapidamente un excursus. A completare la visita c'è questo parco destinato alle specie estinte, ecco, per dare anche ai ragazzi che magari non conoscono bene questo argomento che nel passato insomma, esistevano esemplari di animali giganteschi, non solo dinosauri, ma anche grandissimi mammiferi. Qui abbiamo un esemplare del più grande mammifero mai esistito, che abbia mai calpestato il pianeta Terra, che è proprio l'antenato dei rinoceronti ed è l'Indricoterio. Allora noi con questo chiudiamo questo assaggio di visita, perché è un'emozione unica percorrere i viali del parco, voi con l'autoveicolo oppure anche a piedi, una giornata da dedicare alla passione, all'emozione, agli animali, alla natura, a riscoprire anche se stessi in armonia con l'ambiente che è stato in modo mirabile ricreato. Quindi un invito a visitare il Parco Natura Viva insieme all'habitat circostante della zona del Lago di Garda, e ringraziamo naturalmente dell'ospitalità tutto il parco e tutti coloro che collaborano, che sono ben quante persone? Oltre un centinaio. Oltre un centinaio di persone, grazie. Avreste mai immaginato questi animali straordinari da poter vedere da vicinissimo? Insomma, è un suggerimento, perché il Lago di Garda è anche tutto questo. Noi abbiamo la pubblicità rapidissima e poi facciamo il giro di chiusura per darvi altri suggerimenti utili per questo periodo, per tutto l'anno, perché è un'area da scoprire 365 giorni all'anno. A tra poco. Allora, un po' l'ultimo giro, cos'altro ci sentiamo di suggerire per quanto riguarda la zona?
Ma la zona del lago io lo suggerirei proprio anche alla famiglia, che lasci un po' queste spiagge, diciamo, sabbiose e venga a provare i nostri ciottoli e soprattutto immergersi in un'acqua che è eccezionale. È Quindi ci si può immergere nell'acqua del lago, sfatiamo questi l'acqua del lago preconcetti. si beve, molti non lo sanno, ma Ecco qua un'idea, sembra di essere alle gli Maldive. acquedotti vengono pompati dal lago a 200 Quindi metri di limpida, proprio profondità, come vediamo 100 dalle metri di immagini. profondità, quindi acqua pulitissima. Ed è sempre una vacanza attiva comunque, perché lo sport deve essere una delle motivazioni, diciamo, per venire sul lago di Garda o qualunque lago, e direi soprattutto il lago come centro culturale enogastronomico. Culturale perché siamo vicino a tutti i più bei centri storici tra Verona, Mantova, diciamo anche Trento, eccetera. E enogastronomici perché mi volevo ricordare il nord del lago è patria dell'olio di oliva. Ah, caspita, lo straordinario, delicatissimo l'olio del lago è Olio l'oro d'oliva del Garda, lo è l'olio ricordiamo. del Garda. Di solito è organizzato, diciamo, la produzione è organizzata in consorzi, quindi sono proprio olivicoltori del posto, quindi c'è massima garanzia che l'olio non venga da posti strani, va bene. E poi nella gastronomia forse non è conosciuta la famosa carbonera, che è un piatto povero perché una volta si nasceva dalla polenta, dai resti dei formaggi e dall'olio di oliva mescolati insieme. Oggi è diventato un piatto di lusso, naturalmente, e anche costoso perché bisogna comprare i formaggi, perché non si trovano più resti, non ce ne sono più. Però è uno dei tanti piatti tipici della nostra zona. L'amarone? Beh, l'amarone sì, prego. È una, diciamo che nasce con la. I nostri vini migliori in Italia sono Barolo, Barbaresco, Brunello. C'è l'Amarone che è uno dei vini migliori in Italia e mi pare che parta con la A, non con la B. Perciò insomma lì è detto tutto. Dopo noi sa che invitiamo tutti a Verona proprio veramente perché come si diceva prima abbiamo un percorso enogastronomico culturale grandissimo, di grandissimo livello, perché chi vuol fare un weekend, ma più di un weekend anche, può veramente divertirsi tantissimo a Verona, sia con il mangiare, con il bere, ma soprattutto girando la nostra città che è veramente straordinaria a dimensione d'uomo. Tutta da scoprire. E ci sono degli altri percorsi? Sì, nell'est veronese, nella Val d'Alpone, nella Lessinia si organizzano dei percorsi dove si può vedere, apprezzare le nostre zone, i nostri vigneti, le nostre culture e apprezzare le nostre produzioni dei formaggi e dei vini. Vino tipico della zona dell'est veronese è il Soave, ma soprattutto che io faccio e ci tengo a pubblicizzare il Durello, che anche se inizia con la D non è di poca importanza, anche diciamo. Durello, Anche perché facendo così si dà modo a 360 gradi a tutte le persone del lago di Garda apprezzare una tipologia. Nel centro di Verona, oltre ai cibi particolari, ai vini particolari, anche la cultura, diciamo, tutti i monumenti, tutto quello che riguarda Verona. L'est veronese, con la sua agricoltura, visto che ci basiamo sull'agricoltura, sui vigneti, sulle varie aziende, e ce ne sono, si dà modo di poter far conoscere al 100% un territorio, un terreno e quindi una realtà ben precisa. Molto interessante. Qualche altro suggerimento, qualche altra idea? Perché io direi che proprio l'offerta, come abbiamo visto in questa trasmissione, è per i più piccoli, e ce n'è di tutti i gusti, per le persone giovani, intraprendenti, sportive, eccetera, per i mangioni, buongustai e per i più anziani. Quindi ce n'è per tutte le età, per tutte le tasche, per tutti i gusti. Indubbiamente, anche perché se noi consideriamo che Shakespeare ha scritto qualcosa di interessante su Verona, mi pare che noi facciamo una festa bellissima che è Verona in Love, perciò è fatta anche per gli innamorati che ci siamo dimenticati. Ci sono dei matrimoni straordinari che vengono fatti a Verona, adesso si stanno celebrando veramente tanti matrimoni. Come diceva prima Matteo, con il Durello si va bene, anche perché la D nei vini è il primo. Perché Franciacorta arriva dopo, non per importanza, naturalmente, ma per bontà, perciò Verona è veramente una città dagli 0 anni fino ai 100 e più anni delle 365 giorni all'anno. Ci sono degli eventi nel periodo estivo particolari o a settembre o in questo momento? Allora, eventi per settembre noi facciamo un ciottolando che sarebbe proprio basato sulla gastronomia. Tutti i ristoranti con una tessera particolare offrono un piatto particolare ed è su 2 giorni.
il Fish and Chef con in maggio per la presentazione della gastronomia con diciamo chef stellati. Noi siamo più forti, diciamo così, sulla parte sportiva indubbiamente, maratona, limone malcesine. Quindi consumare quello che si incamera mangiando esatto, bene, sì, quindi è stato chiarissimo come messaggio. Gare di parapendio, diciamo la zona, ma il lago fino a Peschiera, canottaggio, eccetera, quindi non ci sono limiti se uno vuole far fatica sul lago e in montagna. Benissimo, io vi ringrazio del vostro intervento, avete dato ai nostri telespettatori dei suggerimenti, delle idee, a volte invece che andare sempre nei soliti posti, questo può essere veramente anzi, queste sono decine di spunti interessanti, perché la parte veneta del lago di Garda è veramente straordinaria. Ringraziamo della collaborazione la Regione del Veneto, ringraziamo voi di averci seguito e noi ci troviamo prestissimo per un altro appuntamento in altre mete turistiche della Regione del Veneto, tutte da scoprire. Grazie e buon proseguimento.